Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20 e 10, l'approfondimento quotidiano con i temi, le notizie, gli argomenti della giornata e della settimana. E naturalmente questa sera non potevamo non parlare ancora della Dunata degli Alpini, che con la giornata di oggi entra diciamo nel vivo. Oggi pomeriggio è stato chiuso infatti al traffico, prima la zona rossa, poi anche il PUT esterno alle mura, e quindi in tutta la città si comincia veramente a respirare aria di alpini e di adunata. Ringrazio gli ospiti che sono qui con me questa sera, con i quali parleremo appunto di questi giorni febbrili per la città di Treviso. L'assessore al benessere urbano Ofelio Michelan, buonasera, assessore, grazie per essere qui, e il consigliere dell'ANA di Treviso Michele Coiro, buonasera, grazie anche a lei per essere qui con noi. Dunque dicevamo appunto, oggi è stata la prima vera giornata nella quale la città di Treviso si è confrontata proprio fattivamente con l'arrivo degli alpini e con la chiusura proprio completa al traffico di tutta la zona rossa e del PUT. Fortunatamente, a differenza di quanto è successo martedì, che a causa della pioggia e la chiusura dei primi parcheggi si era verificato insomma un ingorgo, il traffico era andato in tilt, quest'oggi sembra insomma che la città abbia retto bene, l'abbiamo visto nel corso del telegiornale con i nostri servizi e i collegamenti in diretta. Assessore, allora questo primo impatto com'è stato? No, è stato un impatto di gioia e di energia positiva. Ho visto gente che si divertiva e soprattutto tanti trevigiani assieme agli alpini che cantavano assieme. È stato un bel impatto. Abbiamo iniziato bene, diciamo. Abbiamo iniziato bene, quindi insomma diciamo che tutto sommato dopo il primo momento martedì di difficoltà per i parcheggi, adesso i trevigiani sembrano aver capito il messaggio insomma delle chiusure, di dove andare, dove non andare, sembra essere passato. Diciamo che abbiamo fatto un'ottima informazione ed è stata recepita, perché quello che si temeva non è avvenuto, per cui ho visto tutti quanti disciplinati andare in centro, per cui non c'è stata né coda né niente, neanche io per venire qui non ho subito nessun ritardo, per cui tutto ha funzionato perfettamente. Ecco, quindi un ringraziamento in questo sicuramente andrà, l'abbiamo sentito prima nei collegamenti, anche alla polizia locale, che si sta impegnando molto con moltissimi uomini in arrivo anche da tutta la regione, e anche naturalmente all'impegno notevole degli alpini. Ce ne parlerà tra pochissimo il consigliere Coiro, ma dalla regia mi fanno segnale che abbiamo in collegamento con il centro di Treviso le nostre inviate Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto, che sono appunto state accolte, le abbiamo viste prima anche nel telegiornale di Treviso, con grande entusiasmo in uno dei tanti accampamenti alpini che ci sono in città. Lina, buonasera. Eccoci qua Marta, ti sento poco perché come sentite qua si sta già cantando, bicchieri alla mano. Allora, siamo lungo Viale della Repubblica a Treviso, in uno dei tantissimi accampamenti che si vedono lungo le strade già da questo pomeriggio, e poi domani possiamo immaginare che ne fioriranno anche altri attorno alla città. Abbiamo detto, l'hai detto tu in premessa, questione viabilità col PUT chiuso, la situazione sta andando abbastanza bene, ci sono polizia locale e protezione civile impegnati a spiegare agli automobilisti cosa possono o non possono fare. Qui siamo col gruppo di Falzè Trevignano, Covolo di Pederoba, ma poi ci sono rappresentanti di Bassano del Grappa, abbiamo i nostri trevigiani, abbiamo gli amici dell'Abruzzo di Atri che sono ospiti qui. Bassano, noi ci dare la mano. Ecco, questo è il clima. Oh, bene, grande allegria.
Siamo anche intonate. Evviva! Viva gli alpini, viva l'Italia! Sì, aspetta, questo lo facciamo poi alla fine, lo spieghiamo cosa stiamo facendo. Allora, innanzitutto alpini di Trevignano che sono qui con una bellissima cucina da campo anni 50 in funzione, vero? Dov'è il cuoco? Ecco qua, qui abbiamo rifacciamo vedere qua che si sta già cucinando, siamo pronti, pardon, col brodo, vero Michele? Ecco qui il brodo. Eccolo qua, guarda che bel brodo, e con la polenta che sta girando per mangiare poi cosa? Poi mangiamo la fonduta col formaggio con il bastardo del grappa e abbiamo i nostri amici dell'Abruzzo che ci faranno i rosticini. Chiamiamo Nunzio. Nunzio, eccolo qua. Allora, il gruppo di Atri arrivati in questo posto per caso? Sì, per caso, dopo che abbiamo girato per molte ore, ci siamo trovati qui davanti a questo accampamento. Gli amici conosciuti al momento ci hanno invitato, ci hanno dato di tutto e di più e ci stanno ospitando con molta gentilezza. Benissimo, per cui ecco tutto questo grazie in realtà ai proprietari del terreno. Ho perso la signora Fiorenza e anche, eccoli qua i due, venite tutti e due, qui abbiamo tutti e due gli artefici di questo, perché la signora Fiorenza, trevisana d'Oca, ha messo il terreno, è vero signora? Come mai? Perché avete gli alpini in famiglia, simpatia per gli alpini? No, è un cugino che sta ospitando circa un centinaio, 150 alpini qui lungo Viale della Repubblica. Ha detto: Fiorenza, hai un posto per il gruppo di Covolo? Allora ho pensato, perché ho delle culture, adesso è il periodo delle culture in atto, e allora ho pensato a questo pezzettino che è tutto da erbaggio. Ho detto: se vi va bene questo posto qua, prego, a disposizione. Sono contentissima di aver offerto il terreno. Ecco, Fiorenza che è diventata la beniamina qui dell'accampamento, mentre mi dica il nome. Francesco. Ha offerto l'energia elettrica. Eh sì, e l'acqua, l'energia elettrica, l'acqua non potevo, sono qua attaccati, sono Quanto alpino? beh, ovvio, sì, proprio per quello, ma anche in ogni caso l'avrei fatto. E in più ho un'altra squadra dentro in giardino che anche loro hanno l'acqua, la corrente, ma sono ospitati di Trento, sono dentro il mio giardino. E prima mi diceva giustamente di Trento, perché? Perché così un altro anno andiamo a Trento a raduno e abbiamo già l'aggancio, perché va bene essere gentili e generosi, ma un aiutino serve sempre, insomma, ma sempre in amicizia e basta, solo in amicizia qua. Ecco signora, si è parlato tanto di disagi per i trevigiani, però è una grande festa. Ma no, ma mi sembra che sia stato organizzato tutto molto bene, non ho visto tutti questi problemi così di viabilità, tutto molto ben organizzato. Quindi complimenti, onore agli alpini, perché quando si muovono che sono organizzatissimi, proprio bene. Alpini che tra l'altro con la protezione civile sono stati impegnati, voi ne sapete qualcosa, anche nelle zone purtroppo colpite dal terremoto? In passato e poi ultimamente a Matrice e dintorni, dove le problematiche sono state tante, e con la protezione civile abbiamo operato nelle zone terremotate. Ecco, ci viene il sospetto che qui sia ora di cena, no? Così? Ma proprio un sospetto, è vero? Stiamo facendo il controllo qualità dello spiedo, come è venuto è favoloso. Qual è il programma per i prossimi giorni? Il programma per i prossimi giorni è festa assicurata, mangiare, bere un bicchiere in compagnia e tanta felicità e serenità. Sperando che il tempo ci aiuti, ma anche se piove noi ce la faremo lo stesso. Ecco. Marta, avete delle curiosità da studio? Malina, io ti ringrazio, veramente il collegamento bellissimo, non so, Coiro, consigliere dell'ANA, vuol dire qualcosa ai suoi colleghi che sono lì riuniti in festa? Mi fa piacere che già da giovedì sera questi amici che sono venuti anche da più lontano hanno preso proprio di petto la dunata di Treviso, e chiaramente siamo felici che abbiano trovato le zone, servizi, e ci fa piacere che non abbiamo compromesso più di tanto la vivibilità della cittadinanza di Treviso. Lina, ci siete ancora? Aspetta, perché qui hanno preparato una piccola chiusa di questo collegamento, per cui sono organizzatissimi, avremmo potuto far gestire il collegamento a loro, dare il microfono qui ai ragazzi, perché sono bravissimi, ci hanno segnalato loro questo accampamento, sono veramente uno spettacolo. Ora come concludiamo? Prima abbiamo fatto viva gli alpini, adesso vediamo Viva l'Italia e viva gli alpini! bravi.
Noi salutiamo e naturalmente appuntamento ai prossimi collegamenti qui dalla Dunata. Grazie, grazie mille Lina, grazie Nicoletta, naturalmente buon lavoro e anche buon divertimento, bisogna dirlo, con gli alpini, questo non manca mai, abbiamo visto questo clima insomma di grande festa, di cordialità, di giovialità che si può respirare in questo accampamento, ma un po' in tutta la città di Treviso, in tutti i luoghi che in queste ore stanno accogliendo le penne nere, ed abbiamo visto anche proprio questa grande solidarietà che scatena, no? Anche nella popolazione locale la presenza degli alpini. C'è chi ha messo a disposizione un terreno, chi ha messo il proprio giardino, chi fornisce l'acqua e la corrente, insomma solidarietà chiama solidarietà. Sì, Coiro. effettivamente è qualcosa di forse inspiegabile, nel senso che in Italia, quando si parla di alpini, scatta subito questa simpatia, questa disponibilità nei confronti di questa associazione, e questo credo che sia dovuto soprattutto al fatto che l'ANA, il Corpo degli Alpini, goda di una forte credibilità nella società italiana. Purtroppo viviamo in una società liquida, si usa dire, si fa questa affermazione, e possiamo dire che gli alpini sono qualcosa di solido. Ecco, sicuramente lo possiamo dire, qualcosa di solido, anche perché solido è quello che gli alpini lasciano nelle città dove vanno. Assessore, proprio questa mattina lei e il sindaco avete fatto un sopralluogo nella città, in quei cantieri aperti dagli alpini, perché gli alpini dove vanno lasciano anche un segno, delle opere pubbliche, qualcosa che resti alla città che li ha accolti anche quando la Dunata sarà finita, anche quando gli alpini se ne sono andati via. Assessore, adesso ce lo spiega Tony Esposito, alla nostra regia, le immagini anche di uno degli interventi più importanti che è stato fatto in città, che è quello del restauro del ponte davanti all'università. Le possiamo anche vedere. Intanto, Assessore, vuole un po' spiegarci cosa avete visto questa mattina? Allora, abbiamo avuto in campo 30 posti di lavoro, cantieri, con 150 persone. Tutti i progetti sono stati fatti da noi, dei lavori pubblici del Comune di Treviso, concordati ovviamente con l'ANA. Ho visto questa mattina il ponte, per esempio, dell'Università di Treviso, una grande professionalità, un ponte tirato a nuovo. Da 16 anni circa non veniva toccato questo ponte, e grazie a loro e grazie anche ai lavori pubblici che abbiamo messo tutto il materiale eccetera. Ecco, li stiamo vedendo proprio in azione in questi giorni. Appunto. Abbiamo appunto risanato un ponte che era un peccato lasciarlo andare. Le economie sono quelle che sono, e per cui grazie a questo evento siamo riusciti a sistemare grandi parti della città. Un altro è al Giardino Mazzotti di Treviso, hanno pulito le mura, fatto i vialini nuovi, è stata una bellissima cosa anche quella. E poi le scuole, comunque 30 cantieri e grande professionalità. Ecco, questa è una cosa, e li ringrazio veramente tanto. Ecco, nello specifico, nelle scuole come sono intervenute le penne nere? Abbiamo visto anche nel corso del telegiornale, per esempio, come si siano dati da fare nelle scuole di Treviso, anche, e non solo di Treviso, ma in tanti istituti scolastici anche della Marca, per far capire quelli che sono i valori degli alpini, per far divertire anche i ragazzi con tante iniziative simpatiche, ma anche iniziative culturali. A Treviso che interventi hanno fatto? Diciamo, dalle panchine che hanno sistemato ai giochi per bambini che hanno sistemato, hanno fatto dei vialini nuovi, dei giardini nuovi, come la scuola Carducci. Siamo riusciti anche a tinteggiarla perché era piena di cose non troppo adeguate per una scuola. Hanno fatto un grandissimo lavoro, anche lavori importanti come questo qui della Carducci, un progetto che è stato portato avanti, disegnato e stimolato da Fondazione Benetton praticamente, e loro ce l'hanno realizzato, e questa mattina è stata veramente una bella passeggiata con il sindaco, e anche il sindaco era stato
si è meravigliato della bellezza che questi alpini lasciano alla nostra città. Ecco, anche perché lo ricordiamo, insomma, lo diceva anche lei poco fa, purtroppo per le amministrazioni comunali, insomma, sono tempi un po' di vacche magre questi, e quindi, insomma, avere un sostegno di questo tipo, un aiuto per tanti piccoli interventi, ma comunque mirati, è importante. Lei deve pensare che noi abbiamo circa 8-9 operai che escono al mattino, qui in 3-4 giorni abbiamo avuto 150 persone che hanno lavorato a ecco, guardi, stiamo proprio vedendo l'intervento che hanno fatto nel parco lungo le mura, e la pulizia dei giardini e il restauro anche di una parte delle mura cittadine. Sì, questo forse sono immagini di ieri, perché vedo che c'è ancora l'erba attaccata alla parete delle mura. Sì, è proprio l'inizio, eccoli qua, quando hanno iniziato la pulizia. Hanno fatto un grandissimo lavoro e questo verrà restituito alla città. Ecco, quindi Coiro, gli alpini vogliono comunque lasciare un segno dove passano, che non è solo il segno della festa, dell'allegria che abbiamo visto, che comunque è ben accetta sicuramente, e porta anche molto divertimento, insomma, anche per chi non è alpino e vuole partecipare a questi eventi, ma anche dei segnali precisi, concreti. Effettivamente quando si parla degli alpini nell'immaginario collettivo balza subito l'euforia, il folklore, la condivisione, il mangiare bever, detto in maniera proprio locale. Ma per chi conosce questa associazione c'è molto di più, anzi è soprattutto di più. C'è solidarietà, c'è disponibilità, lo vediamo ogni volta. Avviene una calamità naturale con la nostra protezione civile, che è sempre tra le prime a intervenire. Quando veniamo ospitati da una città come qui a Treviso, chiaramente noi vogliamo ringraziare chi ci ospita, per quello siamo impegnati anche qui a Treviso con queste 150 persone che hanno compiuto queste opere per il bene della città di Treviso. Circa sono 700.000 euro quantificabili di lavori effettuati per la città di Treviso. È un modo di dire grazie. È una bella sommetta di questi tempi, Assessore? Assolutamente sì. È un modo per dire grazie soprattutto a chi ci accoglie e far vedere soprattutto che siamo capaci di essere concreti ed efficaci. E su questo credo sicuramente che nessuno avrà niente da dire, anzi la città di Treviso saprà ringraziare gli alpini per quanto stanno facendo e stanno lasciando alla città, che rimarrà quindi anche dopo la Dunata. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Venti e 10, rieccoci in diretta, stiamo parlando della Dunata degli Alpini di Treviso, che appunto con oggi è entrata nel vivo. Un ringraziamento quindi agli ospiti che sono qui questa sera, l'assessore al benessere urbano del comune di Treviso Ofelio Michielan e Michele Coiro, consigliere dell'ANA di Treviso. Prima della pubblicità stavamo parlando degli interventi effettuati dagli alpini alla città di Treviso, dal restauro del ponte dell'università, la pulizia delle mura, la dipintura di tante scuole, interventi che voi fate anche con professionalità specifiche, vero Coiro? Sì, effettivamente le persone che fanno volontariato all'interno della nostra associazione, gli alpini, ma anche gli amici degli alpini che iscritti all'ANA possono appunto operare, quando prendono un impegno lo prendono seriamente, quindi tutti i lavori anche più banali ma anche quelli più qualificati vengono sempre svolti con professionalità, come se fosse come un'azienda privata, vorrei dire, con la regola d'arte, da buon padre di famiglia potremmo dire. Io ho visto anche le dipinture che sono state fatte in alcune scuole, che ricordo e ringrazio i responsabili dei distretti scolastici che ci hanno messo a disposizione 56 palestre per poter ospitare migliaia di alpini. E io ho visto operare veramente lì questi amici con molta serietà. Ecco, questo viene apprezzato dalla cittadinanza, viene apprezzato dalla città che ospita una Dunata, e quindi è un
uno scambio reciproco che aiuta tutti. Un do ut des, un do ut insomma, des, non in senso dispregiativo, come politico, ma... l'alpino che abbiamo sentito prima, gli do l'acqua perché sono di Trento, chissà mai che l'anno prossimo, quando ci sarà la dunata a Trento, prepariamo già il terreno. Battute a parte, Assessore, insomma, l'avete potuto constatare con mano questo? Sì, assolutamente, voglio ricordare che oltre al ponte, ai giardini, alle scuole, hanno sistemato 22 fontane, le nostre fontane storiche, per cui adesso sono come nuove, per cui solo grazie a questa folla di gente simpatica e piena di energia. Un ringraziamento lo voglio fare a nome mio personale, ma penso di tutti i trevigiani, perché finalmente vediamo la bandiera italiana sventolare dappertutto e ci siamo dimenticati, anzi loro ci dicono siamo una famiglia, siamo un popolo e abbiamo una bandiera. Questo è stato molto importante, vedere questa cosa, è stata molto importante. Ecco, sono tantissimi i trevigiani che hanno imbandierato le proprie abitazioni, perché c'è stato un lavoro imponente davvero da parte delle Penne Nere, che hanno iniziato da quasi un mese, direi, a imbandierare le strade della provincia di Treviso, ma sono moltissimi anche i cittadini privati che hanno deciso di mettere sul proprio balcone piuttosto che in giardino il tricolore. Sì, effettivamente sono state distribuite decine di migliaia di bandiere, ancora più di un mese fa, e in tutti i comuni della provincia di Treviso sono state appunto collocate, ma interessante e bello era ricevere delle telefonate in sezione qui a Treviso, dove i cittadini chiedevano dove poter acquistare le bandiere per poterle esporre nella propria casa. Quindi questo a noi ha fatto molto piacere e speriamo che rimanga anche dopo la dunata questo affetto verso il tricolore. Sì, ma mai avuto così tante richieste anche personalmente che mi hanno fatto, mai una bandiera che voglio metterla a casa, è stato molto bello, molto veramente. Quindi ha fatto un po' riscoprire anche questo senso di appartenenza, una nazione. Sì, sì. Bene, allora dicevamo appunto che si sta entrando nel vivo della dunata. Oggi la città di Treviso, insomma, con questa chiusura di cui abbiamo parlato al traffico, ha visto proprio cambiare il proprio volto, una città, una pedonalizzazione spinta fin oltre le mura. Domani cominceranno anche proprio le manifestazioni ufficiali, Coiro, con l'alzabandiera alle 9, non solo in Piazza Vittoria, ma anche... No, effettivamente la dunata, questa 90esima edizione della dunata di Treviso, porta delle novità che sono importanti, che potranno essere anche imitate dalle successive città dove verranno appunto realizzate le future dunate. Di nuovo cosa c'è? Proprio per riallacciarmi alla domanda, che da domani, quando si darà inizio con l'alzabandiera alle ore 9, nello stesso momento, in modo simultaneo, questa cerimonia, quindi questo inizio ufficiale della dunata, verrà appunto effettuato anche a Fagare della Battaglia, a Cimagrappa, a Nervesa e nell'isola di Morte di Moriago. Quindi perché questo? Chiaramente il centenario della Grande Guerra ha portato a queste località, però ricordiamo che la dunata, e questa è la prima volta che avviene, da quando appunto dal 1920, da quando è stata programmata la prima dunata, è la prima volta che più sezioni si mettono assieme, quindi Treviso, la sezione più importante della provincia di Treviso, però ha voluto questa dunata organizzarla con Conegliano, la sezione di Conegliano, la sezione di Vittorio Veneto e la sezione di Valdobbiadene. Insieme abbiamo potuto fare, mi auguro, bene, perché appunto collaboriamo tutti e marciamo tutti verso la stessa direzione, e questo è un dato significativo e importante ed è la prima volta, ripeto, che viene fatta una dunata da più sezioni, promossa da più sezioni all'interno naturalmente della provincia di Treviso. Ed infatti si parla di adunata del Piave proprio perché non coinvolge soltanto la città di Treviso, ma coinvolge l'intera Marca. Certo, è una bella iniziativa che ringraziamo. So che già ad Asti si parlava con i suoi colleghi di questa, che voleva radunare un po' tutti i sindaci per fare una cerimonia particolare, per cui è stato un bel inizio. Anche questa innovazione a Treviso ci cade proprio giusta. Effettivamente, se abbiamo vinto la concorrenza con Modena,
probabilmente dovuto al fatto che eravamo insieme, eravamo 4 sezioni che chiedevano di ospitare nel 2017 la Dunata nazionale e quindi è stato veramente un vantaggio. Voglio dire, sono iniziative che saranno sicuramente apprezzate, insomma, da tutti. Ecco, c'era l'occasione del centenario della Grande Guerra, non lo dobbiamo dimenticare, e anche questo forse uno dei messaggi più importanti che gli alpini, ne abbiamo parlato nel corso di altre trasmissioni di 2010 con i vertici dell'ANA e con appunto i numerosi ospiti che abbiamo avuto qui, con questo forte messaggio che l'ANA e gli alpini hanno voluto lanciare, rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Sì, effettivamente il centenario è un'occasione veramente importante per far capire alle nuove generazioni cosa è successo 100 anni fa in questo territorio. Chiaramente viviamo in un'epoca di pace, fortunatamente da molti anni, però i giovani devono riflettere che non è sempre scontato vivere in pace. Noi domenica mattina durante la sfilata vedremo appunto la presenza della Croce Nera d'Austria che sfilerà il primo raggruppamento. Erano i nostri nemici, adesso viviamo in un'Europa unita con tutti i problemi che ci sono, però ecco, non diamo per scontato che si possa sempre vivere in pace. E il centenario della prima guerra mondiale, che ha colpito soprattutto molto la popolazione civile, non bisogna dimenticare le famiglie che hanno sofferto, non solo chi era in guerra, ma soprattutto i civili, le donne, i bambini, quindi situazioni veramente drammatiche, e quindi era necessario riaffermare anche i valori che da 100 anni dovrebbero sempre essere confermati. Se si vive in pace oggi è perché qualcuno ha dato la propria vita ieri, perché questo è il messaggio che i ragazzi d'oggi dovrebbero capire. Non è scontato, e ha detto bene lei, non è scontato che non siamo in guerra, per cui può essere che non duri per sempre, però se oggi viviamo in pace è perché qualcuno ieri si è impegnato veramente donando anche la propria vita. Ed è questo il grande messaggio importante che viene anche da questa adunata e che è rivolto soprattutto ai ragazzi, ai bambini, alle giovani generazioni, ai moltissimi eventi che ci sono stati in questi mesi, perché sono già parecchi mesi che gli alpini si stanno impegnando attivamente sul territorio con tantissime iniziative per portare avanti questo messaggio, vero Coiro? Effettivamente, soprattutto nei sacrari militari abbiamo organizzato molte manifestazioni. Tra l'altro ricordo che i sacrari militari rimangono aperti la domenica perché l'ANA svolge il servizio di guardiania. Fino a pochi mesi fa non si poteva accedere a Fagarè perché non ci sono fondi, burocrazia, cose di questo tipo. Un turista o chiunque volesse venire a Fagarè trovava chiuso al Sacrario. Invece con una convenzione fatta con Onor Caduti abbiamo preso appunto, come già facciamo a Cimagrappa, l'incarico, questo onere ma anche un onore di tenere aperto questi sacrari militari che sono veramente la memoria storica. Ci passiamo tutti i giorni davanti, ma credo che molti di noi forse non ci sono mai entrati. Ed è una memoria proprio che non dobbiamo dimenticare. Lo facciamo anche sul Montello, su tutti i sacrari ormai questa convenzione. Sono stato alla cerimonia un mese fa ed è stato veramente emozionante, veramente bello. Bisognerebbe portare le scuole lì. Ecco, è quello che stanno cercando di fare anche gli alpini in occasione. Stiamo quasi per finire al termine. Prima di salutarci io volevo comunque rinnovare un appello a tutti i telespettatori che ci stanno guardando in questo momento. Ci saranno trevigiani, ci saranno anche tante penne nere, perché ci ha chiamato in redazione, ne abbiamo già dato annuncio nel telegiornale di Treviso, della scomparsa di una signora. La vediamo nella fotografia. Si tratta di Anna Maria Pesce, 80 anni, la signora abita in centro a Treviso in via General Cantore ed è uscita di casa oggi nel primo pomeriggio per andare a fare la spesa, forse proprio per la confusione determinata dai cambiamenti che ci sono stati in città a causa della presenza delle penne nere. La signora molto probabilmente si è persa e non riesce a tornare a casa, quindi se per caso qualcuno dovesse vederla è pregato di
di fermarle e di chiamare le forze dell'ordine, il 113, il 112, in modo tale da poter riportare a casa questa signora. I suoi familiari sono molto preoccupati, quindi insomma un occhio di riguardo in più. Penso che le penne nere ce l'hanno già, ora che lo sanno sicuramente potranno dare una mano alla famiglia di questa signora per riportarla a casa. Certo, credo che sicuramente se ci sarà occasione verrà subito allertato anche il nostro servizio d'ordine nazionale, che è già operativo qui per la Dunata, e quindi hanno gli occhi, sono pronti, preparati anche per queste evenienze. Ecco, siamo arrivati al termine. Assessore... Se mi permette, volevo ringraziare la Polizia Locale, che sta facendo un grandissimo lavoro, che è stata stressata per una settimana dopo un anno di lavoro, la Protezione Civile di Treviso e i lavori pubblici, perché veramente hanno dato l'anima. Li ringrazio per la grande professionalità, e se mi consente un tricolore per lei. Grazie, grazie mille, allora sicuramente ne farò buon uso. Grazie dunque all'assessore Ofelio Michelanna per essere stato qui con noi, e a Coiro voleva aggiungere qualcosa? Solo prima di salutare. Un'informazione di servizio: ricordare che i trabiccoli cosiddetti, questi mezzi, questi veicoli non omologati verranno sequestrati all'istante. Non ci sarà tolleranza per questi veicoli, perché hanno causato in ogni adunata parecchi problemi seri, e quindi qui a Treviso abbiamo appunto avuto la consapevolezza anche dalla questura che verranno sequestrati subito. Ecco, c'è un'ordinanza comunale proprio su questo, già oggi ne sono stati sequestrati 3, abbiamo sentito nel corso dei nostri telegiornali. Non lo si fa per cattiveria, ma perché sono pericolosi. Esatto, e quindi, per la sicurezza di tutti, perché deve essere una festa appunto per tutta la popolazione, per tutti gli amici che vengono da tutta Italia, anche dall'estero, e non vogliamo che venga rovinata da qualche testa calda. Sì, possono tornare indietro, diciamo. Esatto. Quei tre piccoli possono già tornare a casa. Sono stati avvisati. Quindi con questo appello, insomma, a divertirsi, ma rispettando quelle che sono le regole, chiudiamo questa trasmissione dedicata appunto alle penne nere. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ancora agli ospiti, e a tutti voi una buona serata. Naturalmente 20:10 ritorna domani sera.